Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Capaci piange Simona Cinà, oggi i funerali della giovane morta per annegamento in una piscina di Bagheria. Proclamato il lutto cittadino, il sindaco: se ne va un pezzo della nostra città. Femminicidio di Sara Campanella, il legale di Argentino, il giovane suicida in carcere, si rivolge al garante dei detenuti e dice si tratta di una morte annunciata. La procura apre un'inchiesta. Inghiottiti dalle onde, 3 migranti si tuffano dal loro barchino nel disperato tentativo di raggiungere un'imbarcazione, dispersi al largo di Lampedusa. Ponte sullo Stretto, si aspetta ora l'ok della Corte dei Conti e c'è già chi pensa al nome da dargli. Regione, soddisfazione del governatore Schifani per l'approvazione della manovra Ter da 300 milioni, ma non mancano le polemiche. Ombrellone, quanto mi costi, turisti alle prese con i pezzi degli stabilimenti balneari, mentre in Sicilia torna il caldo torrido, secondo weekend d'agosto da bollino nero sulle strade. Intervento per allungare l'osso del femore all'ospedale San Marco di Catania, i medici, tecnica innovativa, il recupero sarà veloce. Vinicio Capossela, protagonista ad Agrigento con il suo progetto Sirene, suggestioni antiche e visioni contemporanee per una serata fuori dal tempo. Calcio, a Palermo l'attesa per l'amichevole di lusso con il Manchester City. Sul fronte mercato, siciliane intente a definire la rosa, il Catania vuole rinforzare l'attacco, a Trapani si lavora in uscita. Come sentivamo dai titoli, c'è grande commozione a Capaci per i funerali di Simona Cinà, la giovane trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria. Amici, parenti, semplici cittadini si sono stretti attorno alla famiglia della ragazza. Ancora poco chiare le cause della morte, l'autopsia parla di annegamento. Adelaide Barbagallo. La famiglia stretta in un grande abbraccio collettivo, ancora incredula per quanto avvenuto. Commozione e dolore a Capaci ai funerali di Simona Cinà, la ventenne trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea. Rose bianche, grandi girasoli, gremita la chiesa madre, saracinesche abbassate, sospese le attività ludiche e ricreative pubbliche e giorno di lutto cittadino. Il sindaco ha invitato la cittadinanza a partecipare con rispetto e silenzio a questo momento di profonda tristezza. Un pezzo di futuro di questo paese ed è un pezzo di futuro che a noi mancherà ed è chiaro che si aggiunge al dolore della famiglia a cui noi siamo vicinissimi. Occhi lucidi, abbracci. Per l'ultimo saluto ci sono gli amici, i colleghi di università, le compagne di squadra. Era una ragazza veramente solare, veramente fantastica, rideva sempre, scherzavamo, ci divertivamo. Simona giocava a pallavolo, faceva tanti sport, non può essere annegata. Ne erano certi i genitori e chiunque la conosceva e invece l'autopsia ha rilevato acqua nei suoi polmoni. Simona è morta annegata, bisognerà capire perché. Era una ragazza che stava molto attenta ai particolari e ai dettagli, mi risulta assai difficile che lei possa perdere il controllo o possa aver fatto qualcosa che abbia leso a se stessa. Aveva un piccolo ematoma sulla nuca, forse ha perso i sensi ed è scivolata. È una delle ipotesi. Per saperne di più bisognerà aspettare i risultati finali dell'autopsia e gli esami tossicologici. Gli esiti si conosceranno a fine agosto. Il suicidio di Stefano Argentino in carcere a Messina scatena polemiche soprattutto perché il giovane, accusato del femminicidio di Sara Campanella, non era più sottoposto all'alta vigilanza. L'inchiesta della Procura di Messina ci fa il punto Francesco Triolo. Ha sollevato polemiche di inchieste la morte nel carcere di Gazzi di Stefano Argentino, il giovane accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo a Messina. Sotto accusa il provvedimento con il quale è stata decisa la revoca dell'alta vigilanza per il 27enne che più volte aveva manifestato l'intento di suicidarsi sia immediatamente dopo il femminicidio che durante la detenzione nel carcere di Gazzi. L'avvocato che assiste la famiglia Argentino, Giuseppe Cultrera, lamenta la mancata comunicazione della decisione del declassamento assunta 2 settimane fa. Argentina era seguito da 4 psicologi e da 1 psichiatra. Ci si chiede, dice il legale, come sia possibile che 5 professionisti non si siano resi conto della evidente e conclamata fragilità mentale del detenuto. Anche su questo aspetto si concentrerà l'inchiesta aperta dalla Procura con le indagini coordinate personalmente dal procuratore capo Antonio D'Amato con la PM Alice Parialò, che puntano a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Saranno acquisite cartelle cliniche di pareri degli esperti che hanno valutato la sua capacità
di poter tornare ad essere un detenuto in regime ordinario. Intanto, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia sul corpo e il Dipartimento delle Amministrazioni Penitenziarie ha chiesto una relazione sull'accaduto alla direzione del carcere di Gazzi. Si tuffano nel disperato tentativo di raggiungere un'imbarcazione lontana dal barchino su cui viaggiavano. 3 migranti scompaiono tra le onde del canale di Sicilia. Davide Sardo. Nel canale di Sicilia un gesto disperato si trasforma in tragedia. 3 migranti, 2 della Guinea e un minore dal Camerun, si sono gettati in mare cercando di farsi notare da un'imbarcazione lontana. Viaggiavano su un barchino di 6 metri partito dalla Tunisia con altre 49 persone. Hanno seguito per ore un peschereccio sperando di essere soccorsi. Quando tutto sembrava perduto, quei 3 hanno rischiato tutto, gettandosi nelle acque profonde per attirare l'attenzione e salvarsi. Da allora non si hanno più notizie, le onde li hanno inghiottiti nel silenzio. La Guardia Costiera ha salvato gli altri 50 migranti, portandoli all'hotspot di Lampedusa. 2 bambini sono finiti al poliambulatorio dell'isola. Il primo, gravemente disidratato, era a bordo del barchino in viaggio dalla Tunisia. Il secondo, un minorenne, è stato trasferito nella struttura sanitaria di Contrada Grecale dopo il soccorso di una motovedetta della Guardia di Finanza. Durante la notte la motovedetta ha salvato un barcone con 55 migranti partiti da Zuara in Libia, tra loro 3 donne e un minore che hanno raccontato di aver pagato fino a $7.000 a testa per la traversata. A Palermo un ciclista ha perso la vita per i traumi riportati dopo lo scontro con un'automobile. L'incidente è avvenuto nel quartiere Oreto Stazione. L'auto era guidata da un giovane rimasto illeso che sarà sottoposta ai test alcolemici e tossicologici. L'impatto è stato violentissimo, il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza. È il 4º incidente mortale a Palermo in pochi giorni. A Caltanissetta un 42enne è stato arrestato dopo che ha aggredito la compagna picchiandola e minacciandola con "ti taglio la gola e poi mi faccio l'ergastolo". A Vittoria un bracciante albanese indagato per maltrattamenti alla compagna e alla figlia minorenne e per violenza sessuale nei confronti della donna è stato allontanato dall'abitazione della famiglia con divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. E cambiamo pagina perché dopo il via libera del CIPES si aspetta adesso quello della Corte dei Conti, ma già c'è chi pensa al nome da dare al ponte sullo Stretto di Messina. Adelaide Barbagallo. Che nome avrà il ponte sullo Stretto? Qualcuno già se lo chiede e lo chiede a Salvini. Sarà intitolato a Silvio Berlusconi, che nell'opera credeva molto? Il ministro risponde: il Cavaliere ha già l'aeroporto di Malpensa intitolato a lui in Lombardia. Penso che sia già una grande cosa. Ma dopo il via libera del CIPES al progetto, adesso deve arrivare quello della Corte dei Conti. Lo conferma lo stesso Salvini, che non sa indicare una data. Siamo ad agosto, è chiaro che è Ferragosto per tutti in Italia, quindi non c'è un tempo certo entro cui ci debbano restituire l'atto registrato. I favorevoli all'infrastruttura mostrano grande soddisfazione. È un passo storico per il Mezzogiorno e per la mobilità dell'intero paese, dicono i segretari di FIT CISL di Sicilia e Calabria. Ma avvertono, senza un sistema integrato di trasporti rischia di restare una grande incompiuta. Dopo decenni di attese, rinvii e promesse, si apre finalmente una nuova stagione. Di tutt'altro avviso i comitati No Ponte, che domani torneranno a manifestare a Messina. Scettici anche alcuni partiti di opposizione. Il Movimento 5 Stelle parla di progetto campato in aria. Blocchiamo 15 miliardi per un'opera che forse non vedrà mai la luce, ma serve solo alla propaganda del governo, dice Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Ancora oggi manca un progetto esecutivo, manca la bollinatura della Corte dei Conti. Ci sono i problemi legati all'impatto ambientale e al rischio sismico. Altro che campata unica. Questo è un progetto campato in aria, conclude Gubitosa. Dopo l'approvazione all'Ars della cosiddetta manovra ter, passa la linea del governatore Schifani, che incassa il sì e rilancia risorse per le economie siciliane. Ma frizioni ci sono tra DC e MPA. Tonino De Mana. Con senso di responsabilità abbiamo scelto di mettere le risorse nell'economia siciliana, destinandole alle principali emergenze dell'isola, con particolare attenzione al sociale e allo sviluppo. Il presidente della regione Schifani ringrazia l'Aula e rilancia dopo l'approvazione all'Ars della manovra ter, passata con 27 voti favorevoli e 15 contrari. Pioggia di euro che serviranno all'isola per affrontare le grandi emergenze, 339 milioni di euro con attenzione particolare alla crisi idrica, previsti finanziamenti per la protezione civile, per il funzionamento dei dissalatori, per le
dighe. Fondi anche ai comuni per fronteggiare i maggiori costi nella gestione dei rifiuti, premiando quelli che hanno raggiunto almeno il 60% della differenziata. Contemplati anche scuolabus, impianti di videosorveglianza, interventi per le strade provinciali e per le scuole, enti di accoglienza e ricovero di indigenti. Incrementato il fondo per le persone con disabilità. Da segnalare le frizioni tra DC, MPA di Lombardo e Movimento 5 Stelle, con il botta e risposta tra Totò Cuffaro e Nuccio Di Paola, mentre anche la maggioranza ha messo in evidenza alcune spaccature. Dopo il via libera alla manovra, adesso è liberi tutti all'Arsi. Il Parlamento chiude per la pausa estiva. L'Aula tornerà a riunirsi il 9 settembre per gli emendamenti aggiuntivi, i fondi per i territori, le norme per i consorzi di bonifica e gli ASACOM. In Sicilia torna il caldo torrido con temperature fino a 40 gradi, mentre sono molti gli automobilisti che si metteranno in viaggio in vista del secondo weekend da bollino nero sulle strade siciliane. Desiree Ferlito. L'illusione di temperature più miti in Sicilia era solo un'illusione. Dopo un inizio di agosto in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre, che ha favorito temperature più moderate, il famosissimo anticiclone africano, il nome non promette bene, favorirà un importante aumento delle temperature, caldo e afa con valori compresi tra i 30 e i 35 gradi. Ma l'apice di questa nuova fase calda si vedrà la prossima settimana, con picchi di 40 gradi nelle zone più interne dell'isola. Ad essere torrido, oltre le temperature, sarà anche il traffico per i vacanzieri. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo. Lungo la rete ANAS è atteso traffico in costante aumento, a seguito della chiusura della maggior parte delle attività commerciali in vista della settimana di Ferragosto. Sospesi da ANAS oltre l'83% dei cantieri in tutta Italia, tra quelli caldi in Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 Mazzara del Vallo. In vigore per il weekend anche il divieto di transito dei veicoli pesanti. Chi viaggerà in auto in Sicilia verso le località turistiche non potrà di certo contare sul clima. Conviene armarsi di aria condizionata, bevande rinfrescanti, cinture di sicurezza e tanta pazienza. Dal caldo alle spiagge con il caro ombrelloni, consumi ridotti per i servizi di bar, ristoranti, noleggio attrezzature, il bilancio preoccupante degli operatori del settore. Eva Spampinato. Il sole splende, il mare è pulito, ma il caro ombrellone frena la voglia di vacanza anche in Sicilia. Aumentano ogni anno e quindi chi se lo può permettere se li prende, chi no rimane a casa. I prezzi degli stabilimenti balneari in Italia hanno subito aumenti fino al 30% rispetto allo scorso anno, ma la Sicilia cerca di reggere il confronto. Stiamo a vedere in altri posti dell'Italia, tipo l'Emilia Romagna, gli ombrelloni sono tutti chiusi. Anche perché lì l'entrata al lettino e l'ombrellone ha un costo abbastanza elevato rispetto alla Sicilia. La Sicilia è dove godere dei servizi in spiaggia costa meno. A incidere inflazione, rincari energetici, costi di gestione sempre più alti. Lungo il litorale della playa i prezzi variano anche di tanto in base al lido che si sceglie. Io quello che posso consigliare è ci sono tanti stabilimenti che lavorano bene e con prezzi onesti. L'arma principale è il fatto che si possa scegliere. E la gente preferisce ammortizzare andando al mare solo nel weekend, cercando le spiagge libere o preferendo il pranzo a sacco invece di consumare al bar. Noi ci portiamo sempre il cibo da casa perché nei bar costano. Una giornata al mare dunque sembra essere diventata un lusso. Senz'altro l'aumento c'è, non c'è dubbio che c'è, anche abbastanza grosso direi. Poi dipende dalle zone della Sicilia, per esempio nel Ragusano ci sono molte spiagge libere però attrezzate con le docce e tutto, lì non si paga. E sulla diminuzione degli ingressi potrebbe influire anche il calo di presenze turistiche riscontrato a Catania dai tassisti. Il calo, io anche con il mio lavoro lo noto che quest'anno si sta lavorando un po' di meno. Agosto potrà confermare il trend negativo oppure ribaltarlo. I carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato 2 depositi di acque minerali che tenevano bancali con bottiglie esposte al sole e alle alte temperature, circa 150.000 bottiglie. Si ricorda che l'esposizione al sole provoca degradazione della plastica con rilascio di sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute. Il calore poi favorisce la proliferazione di alghe e batteri. Lasciati a se stessi, gli alberi a Catania a volte fanno parte del cosiddetto verde incolto. In viale Mario Rapisardi e piazza Santa Maria di Gesù i rami superano i piani delle abitazioni e a volte sono un pericolo per pedoni e non vedenti. Tonino De Mana.
In alcuni casi superano i piani delle abitazioni, in altri arrivano sui balconi, ma sono fastidiosi anche dal basso, ovvero sui marciapiedi. Alberi invadenti a Catania, dove il verde non ha la cura necessaria per garantire benessere ai cittadini, anzi, il più delle volte, rappresenta un pericolo. Siamo sul viale Mario Rapisardi, qui alcuni rami sporgenti creano disagi ai pedoni ed in particolare ai soggetti non vedenti. Alberi dentro le case, alberi ad altezza uomo, tanto da far male anche a un disabile non vedente. Io stessa sono intervenuta abbassando il ramo perché si è fatto anche del male. Andrebbero assolutamente potati e andrebbe comunque dato anche una sistemata un po' all'erbaccio. La resina degli alberi finisce sulle auto e sui passanti, per non parlare del pericolo in caso di maltempo. Se Sparta piange, Atene non ride. Dal viale Mario Rapisardi ci spostiamo in piazza Santa Maria di Gesù ed anche qui gli alberi, in questo caso secolari, fanno ombra sì, ma invadono ogni cosa. Quasi invisibile questo cartello di sosta e fermata davanti all'ospedale Garibaldi Centro, per non parlare dell'indicazione del Duomo, praticamente nascosta dai rami. In questo caso affidarsi alla tecnologia e quindi ad un navigatore eviterà giri inutili. A Catania ancora cerca sul web una polizza per la propria auto, una polizza assicurativa per la propria auto, ma trova due truffatori, denunciati un 63enne e un 36enne. La vittima ha raccontato ai poliziotti di aver inserito i propri dati personali e il numero di telefono su un sito web specializzato per individuare le polizze più competitive. L'uomo è stato contattato il giorno dopo da un sedicente operatore di una compagnia assicurativa che gli ha proposto un contratto molto vantaggioso, ma era una truffa. Dopo aver pagato è stato costretto a sporgere denuncia. Adesso c'è la pubblicità, poi parleremo di un intervento delicato e innovativo all'ospedale San Marco sull'allungamento del femore, di un femore, insomma, ad un paziente, e poi anche dello spettacolo con Vinicio Capossela. Eseguito per la prima volta a Catania all'ospedale San Marco un intervento di chirurgia ortopedica all'avanguardia per allungare l'osso del femore. I medici a Telecodoro, si tratta di una tecnica innovativa. Desiree Ferlito. Eseguito per la prima volta all'ospedale San Marco di Catania un intervento ortopedico innovativo che ha cambiato la vita di un giovane di 19 anni. Il paziente, affetto da una differenza di lunghezza tra le due gambe di 5 cm per via di un grave trauma del passato, è stato sottoposto a un rivoluzionario allungamento del femore. I medici dell'unità operativa di ortopedia traumatologica del nosocomio, Emanuele Marchese, Giuseppe Mobili e Alberto Consoli, guidati dal direttore della struttura Giulio Bruno, hanno inserito un chiodo magnetico endomidollare, una tecnologia all'avanguardia che consente di allungare l'osso in modo controllato e preciso, senza la necessità di interventi chirurgici ripetuti. È una tecnica chirurgica innovativa di allungamento del femore, ben tollerata da parte del paziente rispetto alle precedenti tecniche chirurgiche di allungamento del femore mediante fissazione esterna circolare. Il dispositivo viene inserito all'interno dell'osso e può essere controllato esternamente tramite un magnete, permettendo di allungare l'osso di pochi millimetri al giorno. La procedura, che rappresenta un'assoluta novità per la sanità catanese, può essere eseguita nei pazienti di giovane età e negli adulti in assenza di infezioni dell'osso. Siamo contenti appunto per il paziente perché ci permette questo un recupero funzionale in tempi brevi rispetto appunto alle vecchie tecniche tradizionali con la fissazione esterna. Il giovane, dimesso in meno di una settimana, verrà costantemente seguito e controllato allo scopo di valutare il progressivo livello di allungamento dell'osso femorale. Un'ultima ora riguarda un incidente che è avvenuto in questi minuti alla circonvallazione di Catania con un'auto che si è scontrata con una pattuglia dei carabinieri e si è ribaltata lungo viale Odorico da Pordenone. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti subito per aiutare l'uomo che era alla guida dell'auto per uscire dall'abitacolo con qualche difficoltà. Il traffico è rallentato, si aspetta l'arrivo dell'ambulanza. E invece cambiamo argomento, parliamo di spettacolo. Vinicio Capossela, protagonista ad Agrigento con il suo progetto Sirene, suggestioni antiche e visioni contemporanee per una serata fuori dal tempo. Davide Sardo. Il teatro Efebo di Agrigento si è acceso di magia. Vinicio Capossela ha trasformato la notte in un incantesimo sonoro sospeso tra mito e realtà.
È andato in scena Sirene, il suo progetto artistico che intreccia musica, narrazione e simbolismo nell'ambito del festival. Le sirene di cui parliamo non sono soltanto quelle mitologiche, quelle del mito, quelle che insomma hanno abitato questi templi, ma sono anche le sirene delle emergenze, le sirene dell'attualità, le sirene della drammatica attività della violenza, le sirene delle ambulanze, delle bombe che cadono sulle ambulanze, insomma di tutto questo momento di grande rivolgimento e caos. Insieme alla sua band, Capossela ha condotto il pubblico in un viaggio alla ricerca della voce del canto, tra brani storici e sperimentazioni, evocando mondi antichi e temi drammaticamente attuali. Applausi calorosi hanno salutato l'artista in una serata che ha unito musica, impegno e suggestioni, lasciando un segno del pubblico agrigentino. Grazie a tutti. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Parliamo di calcio. A Palermo l'attesa per l'amichevole di lusso con il Manchester City. Sul fronte mercato siciliano intente a definire la rosa, il Catania vuole rinforzare l'attacco, a Trapani si lavora in uscita. Francesco Triolo. Se l'attesa a Palermo è tutta per l'amichevole di lusso in famiglia contro il Manchester City in programma domani, è il mercato a fare da contorno alla preparazione in vista dell'inizio del campionato delle altre squadre siciliane, un discorso che vale per il Catania ma anche per Siracusa e Trapani. I rossazzurri devono completare soprattutto il reparto avanzato. Dopo l'arrivo di Forte e Rolfini, il direttore sportivo Pastore vuole mettere altre 2 punte nell'organico per garantire rotazione e possibilità di scelta al tecnico bimbo toscano. Si tenta di portare a casa Simone Leonardi, catanese ma prodotto del vivaio della Sampdoria. Ci sono da limare alcuni passaggi legati all'impiego del giocatore in un reparto competitivo. Poi c'è Caturano, i segnali di un possibile arrivo in rossazzurro ci sono, la società sta lavorando da tempo e già a gennaio si era tentato l'approccio. A centrocampo invece è vicino Salvatore Aloi, da limare alcuni dettagli con la Ternana, con l'ufficialità attesa da un momento all'altro, 2 gli anni di contratto. Intanto si avvicina l'esordio stagionale in casa con la partita show presentazione di domenica al Massimino contro la Valletta. Sarà un buon test in vista del debutto a Crotone domenica 17 in Coppa. Mercato anche per il Siracusa che deve completare l'organico. Il lavoro del direttore sportivo Laneri è soprattutto per Paolo Bartolomei, centrocampista con grande esperienza. Poi con l'arrivo di Contini in attacco si punta a Luca Fabrizi, reduce dall'esperienza di Latina, e Sonny D'Angelo, ex Campobasso, di proprietà dell'Avellino. A Trapani invece tengono banco le operazioni in uscita. Torna in Albania Alvora, l'attaccante Daca, arrivato a gennaio dal Lecce. Tra le rescissioni formalizzate, Celiento che dovrebbe andare al Casarano, Valietti e Sartore. Federico Carraro invece è stato ceduto al Gubbio a titolo definitivo. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.